Vediamo le novità di MTB Friuli. Domenica, Nimis, Pistino Lugnesi. Domenica 13 febbraio, ore 9. Ciao Francesco! Ehi, ciao Max, dimmi. Allora, ho visto che avete deciso di andare in Lugnesi domani. Eh sì, 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 veniamo a casa tua. Grande, grande, sono contento. Allora, niente, allora guarda, noi siamo contentissimi di accompagnarvi e boh, andiamo assieme così ci facciamo un bel giretto e una bella birretta anche dopo. Ok, cosa Ben dici? fatta. Fatta. Boh, bene. Ottimo. Quindi facciamo che ci vediamo domani, allora domani alle 9 in piazza Nimis. Perfetto. Ok, dai, allora a domani. A domani, mani mandi. Ciao, Mandi, ciao ciao. Un bel gruppone di gente, quindi la Lugnese richiama, sono, è su questo lato di qua, la Motta è di là, noi andiamo sul lato sinistro, lato quello verso Tarcento diciamo, e adesso abbiamo iniziato a risistemare i sentieri qua già da un paio d'anni, è interessante anche quello, sì. Interessante come il sito. Sì? Sì, ho visto, L'ho messo che prima si fa il giro ho visto. e così ti tiri fuori quella variante. Ma Poi in realtà, le due. in realtà l'asfalto non serve farlo, si fa una forestale che è sul lato di Pradandons. Andrea, quindi com'è? Ben, in Lugnesi ormai ci passiamo una volta all'anno perché ormai la gente ci passa talmente tanto che si autopulisce. Infatti quest'anno dico, il Take Care of Your Trail lo facciamo su Invernadia, è un bel potenziale. Penso i primi di aprile faremo il Take Care of Your Trail. Siamo tutti. Boh, adesso facciamo la Lugnesi è lunga adesso. C'è una risalita in mezzo che è abbastanza, boh, oggi probabilmente è asciutta, quindi non dovrebbe esserci difficoltà a farla. Chi scende è umano, non c'è nessuna onta, nessuna vergogna a scendere sul muro perché uno davanti e uno dietro, Fabio, così Io faccio da chiudere. fai tu. Ok, perfetto, boh. Raduniamo tutti qua così. Tutti! Due o tre massimi. Questa è tosta. Fuori là.
sistemeremo anche questa. Allora, oggi abbiamo il piacere di portare in Lugnese, sui sentieri della Lugnese, i ragazzi di MTB Friuli. Loro organizzano uscite e quindi o corsi, tante altre robe. Ogni mese, sì. C'è una pagina Facebook, una pagina web, no? E abbiamo il piacere di portarli sulla Lugnese. Adesso abbiamo fatto la Lugnese lunga. Com'era? Spettacolo. Andrea? Bella, stupenda. Bella, bellissima, solo che non tanto abituato a... No, l'importante è che vi sia piaciuto. Oggi, Sì, poi sì, il no, terreno, no, no. oggi il terreno era perfetto, oggi il terreno era veramente eccezionale perché è al punto giusto per divertirsi. Adesso ritorniamo su e andiamo a fare il Madrac. Ok. Guarda, è una birra in sospeso. Troppo? Oh, ma un museo fatto con calma, secondo me. C'è chi va piano in salita, chi va piano in discesa. La birra alle fin è per tutti, quindi quello è il sunto del discorso. No, perché ho visto anche qualcuno col frontino. Bisogna col frontino un pochino più tecnico, però se vai giù con calma. In sosta ci troviamo, anzi siamo in contatto sia per il Vernalia Sì, madonna. per varie cose. Assolutamente. Le normative. Sì, assolutamente, scherzo. E le birre. Chiaro, quelle sempre. Sì, Siete lì? e io a questo punto gli farei fare un uso e un. Siamo tutti. Buono. Madrac questo. Questo è molto guidato. Hanno superato la prima parte, se lo pompi bene riesci a farlo senza mai pedalare. Questo specificatamente per mountain bike. Vado. Adesso abbiamo un po' di toboga. Pericoloso. Opla.
No, i pistini veramente molto molto belli, tenuti alla perfezione, impeccabili. Fa piacere, siamo contenti perché ci mettiamo un po' di impegno. Il prossimo giro andiamo su in Bernadia. A Prime facciamo il Take Care of Your Trail dell'Imba, ma lo faremo su in Bernadia. Andiamo su in Bernadia a pulire i sentieri. Se volete unirvi, se vai sul canale YouTube trovi anche il Take Care of Your Trail che abbiamo fatto l'anno scorso, così ti rendi conto più o meno di che cos'è. È un modo per stare insieme ma anche per pulire i sentieri. Turn that to gains, let my money show.